Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui a questo webinar promosso da IOM e rivolto agli oncologi medici soci IOM che operano nel Veneto. Ci occupiamo di test genomici nel tumore della mammella e lo facciamo con due esperti, un luogo uno dei massimi esperti a livello mondiale di tumore del seno, il professor Pierfranco Conte, tra i tanti incarichi direttore della divisione di oncologia medica dello IOV di Padova, e il professor Giuseppe Azzarello, coordinatore di IOM Veneto e direttore dell'oncologia e ematologia oncologica dell'Auser 3 Serenissima del distretto di Milano Dolo di Venezia. Con lui cercheremo, con loro, col professor Conte e con l'amico Giuseppe Azzarello, di fare il punto sulla situazione in Veneto e sottolineare l'importanza dei test genomici nel tumore della mammella che possono portare in un settore specifico di pazienti a evitare la chemioterapia. Questo webinar, come sempre, si apre con un video dell'amico Tondini, oncologo che opera a Bergamo, che ha messo a punto con la sua regione, la regione Lombardia, la rimborsabilità di questi test e che illustrerà in 7 minuti perché sono importanti. Poi avremo la relazione del professor Conte che entrerà nel dettaglio, spiegherà perché abbiamo bisogno di questi test genomici nel carcinoma mammario luminale precoce, le evidenze scientifiche, e quindi il dottor Azzarello che illustrerà l'incidenza, la prevalenza di questo tipo di tumore nel Veneto e la possibile rimborsabilità di questi test in questa regione. Direi di partire senz'altro sottolineando ancora questa, la terza tappa di un progetto che come IOM nazionale stiamo promuovendo in 8 regioni proprio per creare cultura tra i soci IOM su questo tema di particolare importanza, soprattutto dopo le ultime evidenze scientifiche. Può partire il video del dottor Tondini. Salve, IOM sta organizzando alcuni incontri per facilitare il confronto tra specialisti sull'utilità clinica dei test multigenici nella programmazione terapeutica adiuvante del carcinoma mammario luminale. Questa breve introduzione, organizzata con brevi risposte ad alcuni quesiti, mira a focalizzare alcuni degli aspetti più rilevanti e ancora controversi nell'approccio del clinico all'utilizzo di questi test. La scelta della miglior terapia precauzionale nella malattia luminale in fase iniziale è sempre stato oggetto di incertezza. Ad oggi, i criteri clinici tradizionali e i determinanti istopatologici rimangono i principali fattori capaci di guidare un processo decisionale, con la scelta spesso di consigliare chemioterapia in aggiunta al trattamento endocrino adiuvante. Tuttavia, in alcuni casi, il beneficio assoluto indotto dalla chemioterapia rispetto alla sola terapia endocrina appare molto dubbio. In questi casi, i fattori prognostico-predittivi disponibili risultano insufficienti e non adatti a sciogliere tutte le riserve. Così, nell'incertezza clinica, molte pazienti rischiano di ricevere un trattamento chemioterapico aggiuntivo che non è utile, con le ovvie implicazioni del caso. Nell'ultimo decennio, la nostra comprensione della biologia e della eterogeneità della malattia è notevolmente aumentata e ha portato alla definizione di diverse entità molecolari con pattern clinici distinti di prognosi e di trattamento. Lo sviluppo dei test multigenici ha migliorato la capacità di prevedere il rischio di recidiva in pazienti con carcinoma mammario luminale in fase iniziale e di personalizzare il trattamento se utilizzato in combinazione con le valutazioni clinico-patologiche tradizionali. Oggi in Italia sono disponibili almeno 4 test: Oncotype DX, MammaPrint, EndoPredict e ProSigna.
Nonostante tutti i test abbiano una robusta validazione analitica e clinica, confermando la capacità di discriminazione del rischio di recidiva sulla popolazione in esame, il confronto diretto tra test su casi individuali ha rilevato solo un modesto grado di concordanza. Per questo i test non possono essere considerati intercambiabili. D'altra parte, queste firme misurano l'espressione di geni diversi, utilizzano tecnologie distinte e hanno differenti scale per stratificare il rischio delle pazienti. Questa variabilità può essere una sfida per una gestione ottimale a livello individuale e uno stesso paziente può essere assegnato a un diverso gruppo di rischio secondo i differenti test, ricevendo così differenti indicazioni sulla terapia adjuvante. Quindi il clinico deve conoscere bene il test che si appresta ad utilizzare e comunque l'utilizzo di un determinato test deve avvenire solo nel contesto dei dati clinici che sono a suo supporto. È essenziale che il clinico comprenda bene il valore prognostico e predittivo di un test genomico e i dati clinici che esistono a supporto di questa evidenza. Il valore prognostico consente di giudicare il rischio di recidiva di una certa paziente. Il valore predittivo consente di determinare quanto un trattamento che noi scegliamo in fase adjuvante possa ridurre questo rischio. Il valore prognostico può essere determinato da un'analisi anche retrospettiva di studi disponibili, controllati, randomizzati del passato. Il valore predittivo può essere determinato invece solo da una valutazione prospettica di studi randomizzati dove il test utilizzato sia proprio per scegliere la terapia adjuvante. Esiste un'approssimazione a questa analisi nella analisi retrospettiva di studi prospettici, dove la scelta terapeutica randomizzata non era stata eseguita sulla base del test genomico, ma la casistica dello studio offre un accettabile valore statistico per un'analisi retrospettiva della variabile genomica. Nel giudicare quindi i dati disponibili sarà importante evidenziare e valorizzare prioritariamente quegli studi che hanno fornito una valutazione prospettica e randomizzata del valore predittivo di un test. Assolutamente no. Alcuni test genomici hanno costitutivamente incorporato anche variabili clinico-patologiche nella valutazione del rischio di queste pazienti. In altri casi si stanno sviluppando ora dei modelli dove al rischio genomico si associano tradizionali fattori clinico-patologici. Quello che è importante capire è che i test di profilazione genomica non sostituiscono e quindi non possono costituire un surrogato ad una valutazione complessiva clinico-patologica e molecolare del caso, al fine di poter formulare una valutazione prognostica accurata e una stima predittiva attendibile della migliore terapia adjuvante. L'esperienza della Regione Lombardia costituisce un buon esempio di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse. I test sono stati approvati limitatamente ad un setting di pazienti con malattia clinicamente a rischio intermedio, in cui l'applicazione del test genomico ottiene di massimizzare quel risparmio di tutte le potenziali chemioterapie evitabili che in assenza del test sarebbero state proposte. Tuttavia, la scelta della miglior terapia adjuvante è e deve restare frutto di un processo clinico articolato, basato sul riconoscimento delle migliori evidenze scientifiche e sull'accoglienza delle esigenze e delle aspettative individuali della singola paziente, in un confronto umanamente completo con la paziente stessa. Il medico non deve in modo assoluto abdicare a questo compito
e i test multigenici non devono diventare una comoda, ancorché inadeguata, scappatoia a questa sfida. Ecco perché è importante definire i confini dell'approccio all'utilizzo di un test genetico in questa popolazione, rinunciando ad un uso allargato a tutti i casi di malattia luminale, ma proponendoli in quelle situazioni clinicamente intermedie dove il medico abbia dei dubbi su un'appropriata classificazione prognostica del caso e voglia ottenere una più accurata valutazione predittiva del potenziale beneficio delle terapie adiuvanti da proporre. Grazie e buon incontro. Grazie. Professor Conte, abbiamo visto e illustrato il suo collega Tondini l'importanza di questi test genomici. Le evidenze scientifiche sono chiare. Cioè, vuole riassumere? Sì, grazie. Io ho preparato anche qualche diapositiva, anche perché, vediamo, ecco, anche perché ci sono alcuni aspetti importanti che a mio avviso vengono un po' non sufficientemente tenuti in considerazione quando si parla di evidenze scientifiche sui test genomici e traslazione nella pratica clinica. E sono sostanzialmente tre gli aspetti che io vorrei mettere in evidenza, citando tra l'altro anche l'esperienza del Veneto, che farò vedere. Il primo aspetto è che i test genomici non sono stati fatti per non fare la chemioterapia, perché in seguito a un test genomico un medico che potrebbe essere incerto se fare la chemioterapia conclude che deve essere fatta la chemioterapia. Questo deve essere un concetto ben chiaro. Quindi il test deve essere fatto qualora ci sia incertezza, sapendo che l'esito del test aiuta a chiarire questa incertezza, ma l'aiuta anche nel senso che potrebbe indicare che è necessario fare la chemioterapia. E questo mi pare che purtroppo venga un po' poco sottolineato. Il secondo aspetto è che il test è utile quando per l'appunto vi sia uno scenario di incertezza. E l'incertezza deriva da due attori, il medico ma anche la paziente. Se la paziente ha già deciso, può ad esempio aver deciso che lei comunque la chemioterapia non la farebbe mai, è inutile fare il test genomico. Se io ho una paziente, come ogni tanto può succedere, Giuseppe Azzarello sicuramente potrà confermarmi in questo, che rifiuta di principio la chemioterapia, la cosa più assurda è fare un test genomico e aumentare l'ansia di questa paziente che ha comunque già deciso che la chemioterapia non la vorrà fare mai. E l'altro attore, come ho detto, è il medico. Il medico deve essere incerto sulla base delle caratteristiche del tumore se prescrivere o meno la chemioterapia, ma deve essere certo che qualora il test indicasse la necessità della chemioterapia, la paziente è elegibile a ricevere chemioterapia. In altri termini, se una paziente di 80 anni, cardiopatica, diabetica, eccetera, 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 per la quale comunque non farei chemioterapia, è del tutto inutile che io chieda un test genomico per semplicemente prendere atto del fatto che io comunque la chemioterapia non la dovrò fare. Quindi ci tenevo a sottolineare questi tre aspetti perché molto spesso vengono invece trascurati. E questo è proprio uno dei motivi per cui, partendo questi sono i miei conflitti di interesse, dai dati clinici, che ovviamente brevemente riassumerò, ma tutti quanti sostanzialmente li sappiamo, voglio vedere come questi dati clinici si sono tradotti nella realtà veneta. Qui giustamente l'ha già molto chiaramente illustrato l'amico Tondini, il motivo per cui è utile definire con maggior precisione qual è il rischio relativo della singola paziente, illustrato molto chiaramente da questa diapositiva. Se io so, ad esempio, che sulla base delle caratteristiche clinico-patologiche la mia malata col tumore mammario a recettori ormonali positivi ha un rischio assoluto di ripresa di malattia del 50-60%, io so che l'aggiunta della chemioterapia all'ormonoterapia ridurrebbe rispetto alla sola ormonoterapia
un'ulteriore riduzione del rischio del 30%. Questo significa che il 30% del 50-60% un beneficio assoluto del 15-20%, un beneficio assoluto importante che chiaramente supera le tossicità eventualmente anche severe legate dalla chemioterapia, che ammettiamo siano del 2-3%, sono anche di meno, ma chiaramente comunque il rapporto rischio-beneficio è chiaramente a favore del beneficio. Al contrario, se io ho una mia malata che ha un rischio legato alle caratteristiche clinico-patologiche del 10-15%, il beneficio della chemio è sempre relativo, è sempre del 30%, il beneficio assoluto indotto dalla chemio in questa mia paziente sarebbe solo del 2-3% e il rapporto rischio-beneficio è assolutamente in questo caso non a favore della prescrizione della chemioterapia. Quindi chiaramente avere a disposizione test che mi aiutano, integrandoli, come giustamente è stato ricordato, con le caratteristiche clinico-patologiche, a definire meglio quali sono i pazienti a rischio più elevato o quelli a rischio meno elevato, mi aiuta meglio come clinico a definire il profilo rischio, il rapporto rischio-beneficio eventualmente dato dall'aggiunta della chemioterapia alla terapia ormonale. Qui abbiamo per l'appunto i 4 test validati come fattori prognostici, in grado quindi di prognosticare l'andamento di malattia nei tumori mammari recettori ormonali positivi e HER2 negativi. E abbiamo anche degli studi prospettici che hanno testato se questa capacità di discriminare pazienti con prognosi diverse si associa anche la possibilità di modificare questa prognosi e aggiungendo eventualmente la chemioterapia. Questo è lo studio TAILOR-X che tutti quanti conosciamo. In questo studio, utilizzando uno di questi test genomici, l'Oncotype DX, le pazienti sono state classificate in pazienti predefinite a basso rischio, un recurrence score inferiore a 11, considerate a basso rischio perché la probabilità di queste donne di avere una ripresa di malattia a distanza 10 anni è di poco più del 7%, quindi anche ammettendo un beneficio della chemioterapia, questo beneficio sarebbe talmente limitato che per l'appunto indurrebbe un rapporto rischio-beneficio a sfavore della chemioterapia. Al contrario, un gruppo di donne a poor accuracy score elevato, oltre il 25%, a cui corrisponde un rischio di ripresa di malattia a distanza, quindi di metastasi dal fegato, al polmone, eccetera, di circa il 16%, in queste donne, a parità di efficacia della chemioterapia, il rapporto rischio-beneficio legato alla chemioterapia è chiaramente favorevole e quindi sono donne da trattare comunque con chemioterapia che aggiunta alla terapia endocrina. E infine il gruppo per l'appunto intermedio, quel gruppo dove il clinico è incerto, un recurrence score tra l'11 e il 25, donne che hanno quindi un rischio atteso di ripresa di malattia a distanza superiore al 7% e inferiore al 16%, queste sono state randomizzate a endocrinoterapia da sola verso endocrinoterapia più chemioterapia. E questo riassume i 2 studi, il gruppo a basso rischio trattato con endocrinoterapia da sola, un'eccellente prognosi a 5 anni con la sola endocrinoterapia, il 93,8% di queste donne sono vive e libere da malattia a 5 anni dalla diagnosi con la sola terapia endocrina, e sulla parte destra della diapositiva vedete le 2 curve della parte randomizzata dello studio, endocrinoterapia verso chemio più endocrinoterapia, le curve completamente sovrapponibili, quindi nessun vantaggio nell'aggiungere la chemioterapia nelle donne con recurrence score tra 11 e 25. C'è però alcune considerazioni da fare in questo studio e una di queste considerazioni è l'analisi per sottogruppi legato all'età della paziente. Tutti sappiamo quali sono i limiti dell'analisi per sottogruppo.
Quindi dal punto di vista scientifico, tutti quanti ci fustighiamo quando facciamo un'analisi per sottogruppo, ma quando abbiamo di fronte a noi una paziente, noi dobbiamo tenere conto delle analisi per sottogruppo, perché di fronte a noi abbiamo il più piccolo dei sottogruppi, che è la singola malata, per la quale dobbiamo cercare di prendere la miglior decisione possibile. E in questo studio Taylor-X, nella parte randomizzata, vedete che splittando le pazienti nelle pazienti più giovani, al di sotto dei 50 anni, in questo gruppo intermedio tra 11 e 25 di Recurrence Score, dividendo questo gruppo in 3 ulteriori gruppi, da 11 a 15, da 16 a 20, da 21 a 25, emerge che quanto più aumenta il Recurrence Score, sempre rimanendo in questo ambito di gruppo intermedio, tanto più aumenta il beneficio della chemioterapia. Vedete che il delta, la differenza tra endocrinoterapia da sola ed endocrinoterapia più chemioterapia, è irrilevante globalmente in questo gruppo, è irrilevante globalmente nelle donne giovani con Recurrence Score da 11 a 15, comincia a essere dell'1,6% nel Recurrence Score da 16 a 20 e diventa addirittura 6,5% nel Recurrence Score da 21 a 25. Ovviamente sono molte le ipotesi, perché solo delle ipotesi si possono fare del perché questo fenomeno avvenga. Una di queste ipotesi è che la chemioterapia induca una menopausa precoce, quindi soprattutto sia il suo effetto endocrino, ma il dato di fatto è che questi sono i risultati e di questi risultati non si può non tenere conto. Delle donne giovani con Recurrence Score intermedio è da prendere ancora in considerazione l'utilità di un test genomico per decidere o meno l'utilizzazione della chemioterapia. Un secondo aspetto da considerare è l'analisi delle caratteristiche delle pazienti nello studio Taylor-X. Perché questo è importante? Perché nello studio Taylor-X sono state randomizzate pazienti considerate a rischio intermedio per gli standard americani. L'utilizzo della chemioterapia nelle donne con tumori a recettori ormonali positivi è sempre stato storicamente, indipendentemente dalla disponibilità dei test genomici, molto variabile da nazione a nazione, all'interno delle stesse nazioni, da regione a regione, all'interno della stessa regione, da istituzione a istituzione. Certamente l'utilizzo della chemioterapia è stato molto più esteso negli Stati Uniti rispetto all'Europa. Certamente in Europa l'utilizzo della chemioterapia è stato molto più esteso in Spagna e in Francia rispetto alla Germania e all'Inghilterra. Certamente all'interno della stessa nazione, ad esempio in Italia, l'utilizzo della chemioterapia è stato molto più esteso in istituzioni che hanno sviluppato particolarmente studi di chemioterapia adjuvante e molto meno estesa in istituzioni che hanno portato soprattutto ricerca nel campo dell'ormonoterapia. In effetti, se noi guardiamo le caratteristiche delle pazienti inserite nello studio Taylor-X, soprattutto nel gruppo considerato a rischio intermedio da 11 a 25, vediamo che il 29% di queste pazienti aveva un tumore G1, il 74% di queste pazienti globalmente era considerata, tenuto conto delle caratteristiche clinico-patologiche, a basso rischio clinico. Quindi la grande maggioranza di queste pazienti, in effetti, in una realtà europea e ancor più italiana, non sarebbe stata proposta per una chemioterapia. Quindi questo è importante considerarlo per stimare quant'è il percento di pazienti a cui si risparmia la chemioterapia utilizzando un test genomico. Secondo studio che prospetticamente ha validato l'utilità di un test genomico è lo studio MIND-ACT, che aveva un disegno un po' particolare, se vogliamo anche un po' complesso. L'obiettivo primario di questo studio non era un confronto randomizzato, ma era nel sottogruppo di pazienti che aveva uno score prognostico rischio alto dal punto di vista clinico e uno score genomico basso, dal punto di vista del profilo genomico, se omettere la chemioterapia, quindi fare la sola terapia ormonale,
si sarebbe associato a una sopravvivenza libera da ripresa di malattia a distanza 5 anni, tale da escludere come null hypothesis una sopravvivenza libera da malattia a distanza inferiore al 92% come limite di confidenza. Queste sono le caratteristiche che ho messo in evidenza in colore giallo delle pazienti considerate nello studio MindAct ad alto rischio clinico e a basso rischio genomico. Vedete che anche qui vi sono pazienti G1, vi sono pazienti N0, vi sono pazienti con tumori piccoli, quindi una quota di questi pazienti probabilmente sarebbe comunque considerata a rischio clinico basso in altri paesi, e questo è il risultato che sia a 5 che a 8 anni di follow-up conferma che in questo gruppo di pazienti clinically high risk, genomically low risk, l'omissione della chemioterapia non compromette quello che era l'endpoint dello studio, cioè dimostrare che la sopravvivenza libera da malattia a distanza, con metastasi a distanza, è superiore al 92%, quindi i limiti di confidenza escludono il 92%. E così è, vedete che a 5 anni la sopravvivenza era col follow-up mediano a 5 anni del 94,7%, con un follow-up più prolungato a 8,7 anni e del 95,1%, e i limiti di confidenza di questa sopravvivenza libera da progressione escludono il 92%, che era per l'appunto l'endpoint primario dello studio. Se però andiamo a vedere nello studio il confronto randomizzato, che era un endpoint secondario dello studio, c'è il confronto chemio sì verso chemio no in tutte le pazienti, vedete che a 8 anni le pazienti che hanno fatto chemioterapia hanno una sopravvivenza libera da malattia con metastasi a distanza del 92%, le pazienti che hanno fatto solo terapia endocrina hanno una sopravvivenza del 89,4%. Quindi un delta a favore della chemioterapia del 2,6%. E anche questo, a mio avviso, è un dato non da trascurare, non da ignorare. Bene, come tutte queste dati scientifici si traducono in una realtà italiana, non, ripeto, statunitense o di altri paesi, dove quindi l'atteggiamento dei clinici potrebbe essere diverso da quello dei colleghi americani o spagnoli o francesi o inglesi. Beh, in Veneto abbiamo condotto nell'ambito della rete oncologica veneta, come vedete molti colleghi hanno partecipato a questo studio, 2 studi a mio avviso interessanti, tutti e 2 pubblicati su Oncologist, il primo nel 2017, tutti e 2 utilizzando il test Oncotype DX. Nel primo studio i clinici si sono messi d'accordo a definire pazienti ad alto rischio, in cui comunque non avrebbero fatto un test genomico, perché comunque avrebbero fatto la chemioterapia a questi pazienti, pazienti che avevano almeno 4 di queste caratteristiche, o un tumore G3, o un tumore con un PT superiore a 2 cm, un PT superiore a 2, scusate, o un Ki67 superiore al 30%, o linfonodi positivi, o un livello di estrogeni, quantità dei recettori estrogenici inferiore al 30%. Un gruppo sicuramente a basso rischio, in cui comunque non avrebbero fatto la chemioterapia e quindi non avrebbero comunque chiesto un test genomico, tumori G1, tumori piccoli, Ki67 inferiore al 15%, linfonodi negativi, recettori per gli estrogeni superiori all'80%, almeno 4 di queste caratteristiche, e infine un gruppo intermedio, 289 pazienti che venivano considerati eleggibili per fare l'oncotype, e il clinico decideva dopo l'oncotype quale trattamento avrebbe fatto. Ebbene, prima di fare l'oncotype in questo gruppo intermedio, 48% di queste pazienti i clinici le avrebbero candidate a endocrinoterapia, a più chemioterapia. Dopo aver ottenuto il test Oncotype, un 16% di queste raccomandazioni è cambiata,
Ma quello che è interessante notare è che c'è stato solamente l'8% di riduzione in raccomandazione della chemioterapia. In alcuni casi in cui non era stata raccomandata la chemioterapia, dopo il test è stata raccomandata la chemioterapia. Quindi la riduzione netta nell'uso della chemioterapia è stata dell'8%. Un secondo studio, ancora più pragmatico, ma anche questo molto utile, anche questo pubblicato recentemente su Oncologist, e senza predefinire per niente le caratteristiche, l'unica caratteristica era: io clinico sono incerto, non so cosa fare, quindi ti offriamo fare il test Oncotype. Globalmente, in questo scenario di incertezza, qualunque fosse il motivo dell'incertezza del clinico, il cambio globale legato all'esito del test Oncotype è stato del 30%, dove la maggior parte di questo 30% di cambio è stato legato a omettere la chemioterapia, ma in qualche caso si è avuto anche l'inverso, ripeto, quindi è stata aggiunta la chemioterapia. E il cambio è stato del 28% in caso di linfonodi negativi, del 30% in caso di linfonodi positivi. E questi nostri risultati è interessante confrontarli con i risultati di altri paesi, a conferma che l'impatto dei test genomici dipende da qual è l'attitudine di base dei clinici che lo utilizzano. Vedete che confrontandoci con studi analoghi, soprattutto vediamo il pool, European Pool, cioè una serie di studi condotti in Francia e in Germania, vedete che l'indicazione, la chemotherapy net reduction è stata del 30% in seguito all'utilizzo del test degli studi condotti in altri paesi europei, del 16% nel nostro studio in Veneto, legato per l'appunto al fatto che evidentemente i clinici in Italia comunque prescrivono meno frequentemente la chemioterapia in queste pazienti. Le ultime due diapositive e la nostra attuale esperienza, in attesa che il test venga rimborsato, come finalmente si spera che tra poco sarà, dal Servizio Sanitario Pubblico, all'OIOG si è deciso di utilizzare una parte dei fondi derivanti dalle sperimentazioni profit per pagare il test in alcune condizioni, che sono queste. Quindi noi offriamo il test alle nostre pazienti con tumore mammario a recettori ormonali positivi, HER2 negative, a linfonodi negativi, che non appartengono né al gruppo a basso rischio né al gruppo ad alto rischio, che sono definite queste diapositive in base al G, alle dimensioni del tumore, all'attività proliferativa e al livello di espressione degli estrogeni e del progesterone. Qualora le pazienti ricadano nel rischio intermedio, quindi 9 oncologi, è interessante questa esperienza, esperti, perché è dedicata alla patologia mammaria, danno il loro giudizio. Cosa farebbero a questa donna a rischio intermedio? Se c'è un'alta concordanza, cioè almeno 7 su 9 degli oncologi prescriverebbero lo stesso trattamento, non si fa il test. Se non ci sono questi 7 su 9 che sono d'accordo e quindi sono meno di 7 su 9, si fa l'Oncotype DX. E questi sono i risultati delle 239 pazienti che abbiamo in questo momento osservato da settembre 2020 a marzo 2021. Su 123 le abbiamo comunque definite a basso rischio, certi di dare indicazione solo ormonoterapia, quindi non abbiamo ritenuto utile fare comunque l'Oncotype DX. 29 abbiamo definito ad alto rischio, certi di dover fare la chemioterapia anche ci fosse stato disponibile un test Oncotype DX. 87 a rischio intermedio, saremmo stati incerti. In questi 87, in realtà, in 49 di questi 87 casi, che sulla base delle caratteristiche clinico-patologiche rientravano a rischio intermedio, c'era un'alta concordanza dei clinici a prescrivere solo terapia ormonale, magari perché la donna aveva 85 anni, magari perché era cardiopatica, magari perché non voleva lei comunque fare chemioterapia. Quindi in 49 pazienti su 87
comunque c'è stata alta concordanza, almeno 7 su 9 dei clinici hanno indicato solo ormonoterapia. In altri 24 c'è stata alta concordanza a indicare comunque la chemioterapia, magari perché la donna era molto giovane o per altre situazioni cliniche, e quindi rimanevano 14 casi discordanti in cui questi 9 oncologi esperti in patologia mammaria, in più di 2 su 9 erano discordanti nella loro decisione. In questi 14 casi discordanti, in 9 casi l'Oncotype, il test, ha confermato l'indicazione prevalente posta dai 9 oncologi. In 4 pazienti chemioterapia, che era già comunque l'indicazione prevalente, in 5 ormonoterapia. In 3 casi ha modificato l'indicazione terapeutica prevalente da sola ormonoterapia ad aggiungere la chemioterapia, e in 2 casi ha modificato l'indicazione terapeutica prevalente omettendo la chemioterapia e indicando la sola terapia ormonale. Quindi interessante questa esperienza perché permette, a mio avviso, di contestualizzare il reale impatto dei test genomici nella pratica clinica italiana. Vi ringrazio per l'attenzione e ritengo che sia importante questo tipo di discussioni, perché come sempre ogni innovazione farmacologica o diagnostica è efficace se usata in maniera appropriata, altrimenti diventa solamente uno spreco di risorse aggiuntive. Grazie Pierfranco per questa dotta interessantissima relazione. Ricordiamo che stiamo andando in diretta anche su Ion TV e gli oncologi potranno trovare, e anche le associazioni di pazienti, la registrazione di questo webinar su IOM TV, il canale web di IOM. Giuseppe, abbiamo visto evidenze scientifiche, ma qual è la situazione in Veneto, incidenza, prevalenza di carcinoma mammario? Giuseppe. Allora, anch'io ho a disposizione delle diapositive che penso che possano essere utili per gli uditori, le proietto subito, vediamo qui, eccoli qui, le potete vedere. No, in verità ancora no. No, aspetta, allora un secondo solo che vado in condividi schermo. Esatto. Test genomici, condividi. Ecco. Eccoci. Credo che adesso le possiate vedere. Vado in presentazione su questo. Ecco, le potete vedere. Sì. Perfetto. Allora, cosa possiamo dire? Le riflessioni molto attente e anche critiche che il professor Conte ha messo in gioco oggi e ve le ha presentate devono far riflettere sulle ricadute che possono avere in una regione come quella del Veneto. I dati epidemiologici evidenziano che oggi nel 2018 il tumore del seno, come potete vedere, è diventato in Veneto il tumore più diagnosticato, cioè più frequente. Sono quasi 4.000, oltre 4.800 casi e rappresentano in Veneto, questi sono gli ultimi dati del registro tumori, rappresentano quasi il 16% di tutte le neoplasie. Accanto a questo potete vedere, ve lo faccio vedere, come si distribuisce questo tasso di incidenza di questa neoplasia. È nota a tutti che l'età è sopra dai 40-45 anni in poi, l'incidenza aumenta. Lo vedete, il tasso temporale di incidenza, i dati dall'87 fino ai dati più aggiornati hanno dato un incremento per arrivare a una fase ora di discreto mantenimento e quindi di continuità. Chiaramente la incidenza per grandi fasce di età è molto diversa e come vedete dalle maggiori incidenze si hanno nelle fasce dai 50 e più anni.
Come potete anche vedere, questo mi interessava farvelo vedere, la realtà del Veneto è abbastanza omogenea in questa diapositiva potete vedere divise nelle 9 aziende appunto del Veneto, e vedete che non ci sono grandi sostanziali variazioni rispetto al valore regionale. Tutto questo ha anche i dati di sopravvivenza, come vedete, li ha fatti vedere anche Conte all'interno dei suoi studi. Come vedete, in Veneto i tassi di sopravvivenza sono tra le più alte in Italia. Circa l'88% delle pazienti infatti viva a 5 anni dalla diagnosi. Come si può spiegare un dato di questo tipo? Questo dato, scusate, è confermato anche nelle sopravvivenze relative per fasce di età, e lo vedete anche il trend di sopravvivenza che è sempre andato in incremento e ha raggiunto appunto questo valore che vi dicevo ora dell'88. Alla base di tutto questo sicuramente vi sono terapie sempre più efficaci, ma sicuramente vi è anche il fatto che vi è sempre un'elevata adesione ai programmi di screening che consentono appunto di individuare le forme neoplastiche nella fase iniziale più curabile. Vi ricordo che il Veneto fa registrare un tasso di adesione agli screening strumentali che è superiore alla media del nostro paese. Io ho un dato relativo agli ultimi anni, nel 2016-2017, il 64% delle cittadine ha eseguito il test contro un confronto del 56% di tutto il territorio italiano. Abbiamo detto anche avanzamenti terapeutici. Oggi sono molte le armi a disposizione che abbiamo, dalla chemioterapia all'ormonoterapia, alle terapie mirate, alle terapie target, che tanto hanno dato un contributo anch'esse a questi dati, fino ad arrivare alle prospettive più innovative attuali. La cosa più importante da sottolineare è che le prospettive sono quelle che vanno verso la medicina di precisione, con le indicazioni più nette. Quindi il tentativo che si sta facendo negli ultimi anni di personalizzare sempre di più le terapie, e anche l'argomento di oggi che abbiamo davanti in questo collegamento è proprio quello di analizzare se anche questi esami genomici che studiano appunto l'aggressività o la non aggressività, il rischio di queste neoplasie possa portare a una diminuzione, e si spera una forte diminuzione. Come avete visto, l'analisi del professor Conte ha messo in evidenza luci e ombre, come è giusto che sia in un'analisi molto critica, però ha fatto vedere anche i dati sicuramente positivi di questa maggiore personalizzazione. Chiaramente qual è l'obiettivo? L'obiettivo in questo caso appare evidente. All'inizio Conte diceva l'obiettivo non è quello solo di far risparmiare o non eseguire la chemioterapia, ma ottimizzare il miglior tipo di trattamento, qualunque esso sia. In ogni caso, quello che ha colpito molto l'opinione pubblica in questo periodo su questi test genomici è la possibilità appunto che questi test possano assolutamente evitare, in percentuali assolutamente variabili, a secondo di quello che gli studi clinici ci hanno detto, di poter evitare un trattamento più aggressivo con le sequele acute, ma soprattutto con le sequele tardive che questi tipi di trattamenti hanno, senza impattare chiaramente sulla prognosi e sull'aspettanza di vita del paziente. In Italia i test genomici sono ancora poco utilizzati rispetto agli altri paesi europei, soprattutto perché
come sapete, non sono ancora stati inseriti pienamente, no, nei LEA, quindi nei livelli essenziali di assistenza, ma sono però inclusi nelle raccomandazioni delle principali linee guida internazionali. In Italia, per adesso, solo la Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e la Toscana ne hanno approvato la rimborsabilità. Ed è proprio dalla Toscana che è partito questo tour di IOM, che oggi è nel Veneto, questo tour virtuale promosso appunto dall'associazione, proprio perché qualunque possano essere, gli studi indicheranno sempre con maggiore precisione quanto sarà la quota di cui potremo indirizzare meglio le nostre terapie, in ogni caso rappresenteranno sicuramente una ulteriore arma nell'armamentario della medicina di precisione che oggi caratterizza l'oncologia medica. Quale sarà? Quindi ci sono delle problematiche sia di medicina e di precisione, quindi miglior impatto sul paziente, però ci sono anche delle ricadute di tipo economico, sanitario su questo, che rappresenta, io voglio sottolineare con forza questo, forse la giusta allocazione delle nostre risorse, quindi fare un trattamento che ha dei costi o evitarlo e farne un altro, quindi la giusta allocazione delle risorse di cui disponiamo penso sia diventato ed è riconosciuto ormai dalla maggior parte degli scienziati mondiali come il quarto principio di Ippocrate, no? Cioè noi fino adesso nella nostra attività abbiamo, quando facciamo il giuramento, il fatto di dover fare sicuramente del bene nella nostra attività. Come secondo principio abbiamo che mentre facciamo del bene speriamo di non fare del male. Come terzo c'è la riservatezza e attualmente c'è anche la giusta allocazione delle risorse. Ecco, più strumenti di precisione abbiamo, più possiamo evitare trattamenti inutili anche con ricadute positive sulla spesa sanitaria di un paese. Nel Veneto, con i dati che vi ho fatto vedere, sicuramente possiamo stimare che potremmo superare abbondantemente i 1000 casi di pazienti che potrebbero, no, con malattia luminale precoce, che potrebbero essere candidati a chemio-ormonoterapia adiuvante e sulle quali potrebbe, con i test genomici, esserci come conseguenza un cambio, uno shift terapeutico. Dai precedenti tour che ho visto di IOM da quando è partito, in Lombardia si è stimato che questa percentuale potrebbe salire fino al 50%. All'inizio ne stimano circa sul 30%, sono andati fino al 50%. E se voi fate un corrispettivo, se facciamo un conto assolutamente economico, sappiamo che un test genomico possa costare un paio di migliaia di euro, pensate che un ciclo di chemioterapia siamo intorno ai 7.000 euro, ecco che se vogliamo anche esprimere qualche dato proprio di economia sanitaria, fate subito il conto che ci potrebbe essere un impatto anche abbastanza significativo. Vi dicevo che i test genomici sono oggi raccomandati dalle linee guida internazionali, non solo del nostro paese, ma anche da ESMO, da ASCO e anche dalla St. Gallen International Breast Cancer Conference. È ormai diffuso in paesi come la Gran Bretagna, la Germania, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, e anche Agenas ultimamente si è espressa e ha completato anch'essa un'analisi della letteratura e pubblicato dei report preliminari. E alla fine cosa ne viene fuori? Che il mancato rimborso, il fatto di non dare, che non sia ancora pronto il decreto attuativo, genera nel nostro paese, in ogni caso, qualsiasi siano i numeri, genera un problema di accessibilità. E il problema di accessibilità in un paese non ci deve essere. Perché l'obiettivo infatti è stato che la Commissione Bilancio della Camera, come sapete, ha istituito questo fondo di 20 milioni che ricordava Mauro Boldrini prima,
si sta aspettando, è stato inserito nella legge di bilancio del 2021, si stanno aspettando i necessari decreti attuativi. Quindi io non volevo andare oltre con queste riflessioni, però vedete che anche in una regione come il Veneto io credo che sia stato ottimale fermarsi anche qui, riflettere, vedere i dati anche scientifici che il professor Conte ha sicuramente contribuito, no, a rendere ancora più in maniera più critica, in maniera anche positiva, incrementare l'armamentario scientifico che abbiamo a disposizione per meglio collocare questi test, ma sicuramente è una regione che per incidenza, storia e sopravvivenza e bontà degli screening che attuano, dove questo test potrebbe avere sicuramente una utilità importante. Grazie Giuseppe, abbiamo 5 minuti per il dibattito, sono già arrivate 2 domande, una è più una battuta dell'amico Giuseppe Aprile, fa una considerazione, ma c'è il rischio che 9 oncologi della stessa equipe la pensino allo stesso modo, Pierfranco? Sì, in realtà io ho anche risposto per iscritto. Beh, in realtà questa nostra piccola esperienza dimostra che il test genomico conferma quello che pensano in prevalenza gli oncologi, quindi sembra quasi sottolineare che quell'equipe la pensa nella maniera corretta, perché come avete visto, nella grande maggioranza dei casi il test genomico ha confermato quella che era l'opinione prevalente dei nuovi oncologi in casi considerati comunque incerti. Certo. C'è un'altra domanda di Giovanni, rappresentante di un'associazione di pazienti del Veneto. Professor Conte, lei usa spesso il termine appropriatezza. Cosa vuol dire concretamente? È un vantaggio o può essere un rischio per i pazienti? No, allora, in medicina tutto quello che non è usato bene è un rischio per il paziente. Cioè, io faccio sempre ai miei studenti di medicina un esempio, se volete, paradossale, che è quello di l'anamnesi, la cosa più innocente che c'è. Se io chiedo a una persona se beve, se è promiscuo sessualmente, se ha una vita disordinata, e lo faccio non perché questo mi serva dal punto di vista medico, ma perché sono curioso, io faccio un danno al paziente e basta. Cioè sono un ficcanaso, rompiscatole e basta. Quindi in medicina tutto è così. Se non è finalizzato a un beneficio per il paziente, in medicina tutto è sbagliato. L'anamnesi, il far spogliare un paziente, infilargli un dito in qualche buco, fargli una colonoscopia, fargli un prelievo di sangue, tutto in medicina è sbagliato a meno che non sia usato in maniera appropriata per il beneficio del paziente. Quindi i test genomici sono certamente un presidio utile che deve essere usato in maniera appropriata. Se io usassi il test genomico a tappeto a tutte le pazienti, sprecherei delle risorse pubbliche che derivano dalle tasse di tutti i cittadini, che rientrano in un tetto di spesa e quel tetto lì mi impedirebbe di usare magari le risorse per altri presidi diagnostici o terapeutici efficaci. Quindi è certamente un presidio utile qualora usato in maniera appropriata. Gli studi clinici hanno dimostrato la validità scientifica. Quello che io ho cercato di far vedere nella mia presentazione è che una volta dimostrata la validità scientifica, questo dato scientifico deve essere calata nella realtà regionale. Se in certi paesi come l'Italia, in particolare abbiamo visto in Veneto, già i clinici tendenzialmente propongono meno chemioterapia, bisogna vedere quali sono i pazienti di cui davvero i clinici sono incerti, e probabilmente non sono così, non è quel 50%. I nostri studi dimostrano che in Veneto è circa il 20-25% la proporzione delle pazienti, quindi circa 1 migliaio di pazienti l'anno, la proporzione di pazienti in cui noi clinici davvero abbiamo dei dubbi se prescrivere o meno la chemioterapia, e questo dubbio ci aiuta a chiarirlo la disponibilità di un test genomico. Ecco, volevo aggiungere, volevo sottolineare proprio l'importanza di questo che sta dicendo Conte. Ogni regione, ogni area ha delle caratteristiche sue.
Questa quantificazione che riportavo prima intorno al migliaio di persone nasce da queste riflessioni, sono diverse da altre regioni, sono diverse da altri paesi, però ecco, l'importante è sapere che fatto salvo che l'indicazione clinica, il giudizio clinico, lo score molecolare, però il test genomico può sicuramente in una fetta pazienti, come abbiamo detto, essere di grande aiuto e rientra in quell'armamentario della medicina di precisione che ci può aiutare. Bene, grazie, devo dire molto interessante questo incontro in evento. D'altra parte la valenza dei relatori non garantiva sicuramente il successo. Ci fermiamo qui, proseguiremo la prossima settimana con altri tour in altre regioni, convinti come sapete che davvero questi incontri regionali possano consentire da un lato di fare formazione scientifica, dall'altro anche entrare nello specifico, come diceva Giuseppe e Pierfranco, nello specifico della singola regione, perché in modo tale che si possa sempre di più adattare alla singola realtà e far diventare sempre più il termine appropriatezza patrimonio clinico di ciascun oncologo medico. Grazie mille a Pierfranco, grazie mille a Giuseppe, grazie mille a quanti ci hanno seguito. Grazie a voi. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio anche a voi, grazie. Grazie Pedrino. Ciao. Arrivederci, ciao.